Gli effetti della Brexit si fanno sentire anche nel nostro territorio, basato sul lavoro delle piccole e medie imprese, molte delle quali sopravvivono in tempi di crisi proprio grazie all'export. L'uscita dell'Inghilterra dall'Europa porterebbe a un danno maggiore di quello che già stanno subendo le nostre imprese, come afferma il presidente di Confimindustria Veneto e del mandamento bassanese di Apindustria, William Beozzo, considerando che nel mercato italiano l'Inghilterra occupava il quarto posto. Al momento la situazione è molto preoccupante, quello che preoccupa gli imprenditori è questa incertezza continua, no? Decisamente l'uscita della Gran Bretagna ha dato uno scossone non da poco. La situazione oggi nel nostro territorio qual è? Situazione del territorio bassanese, mercato interno completamente fermo, pochissime aziende che stanno lavorando con l'estero ma stanno rallentando anche loro, noi a confronto ad altri territori del Vicentino siamo quelli che stanno soffrendo di più. Perché questo secondo lei? Perché le aziende sono meno strutturate. Se noi facciamo un esempio nel territorio dell'Alto Vicentino, aziende più grosse, mentalità diverse, anche il fatto di fare squadra, quello che noi oggi facciamo fatica. E a proposito di fare squadra, non è la prima volta che Beotto sottolinea l'incapacità del bassanese di lavorare in maniera concretamente unita. E questo è un grosso problema che ci costerà caro se non cambiamo velocemente mentalità. È importante che noi ci troviamo, ragioniamo e io dico sempre che è meglio essere soci di un'azienda che guadagna che essere padroni di un'azienda che è destinata a morire. Bisognerebbe unirsi, costruire un vero gruppo al di là dei colori politici, delle simpatie, delle antipatie, delle sigle e ragionare per una grande Bassano, quindi lavorare veramente per il bene e soprattutto della gioventù bassanese.